Eccoci mister, il vostro esordio in promozione, partita che non è stata positiva da un punto di vista del risultato, ma che lettura lei dà? È contento dei suoi? Diciamo che no, il risultato non sono contento del risultato perché quando si perde non si è mai contenti. I ragazzi ci hanno messo probabilmente un quarto d'ora, 20 minuti a capire, erano un po' intimoriti da questo Portuguaro e diciamo che quando una volta prese le misure secondo me abbiamo tenuto il campo in maniera dignitosa, a tratti, a lunghi tratti abbiamo tenuto anche il pallino del gioco. È normale che due episodi, il primo gol non si può dire niente, il secondo gol un'autorete gli ha spianato la strada e a questo punto la partita non si è più riusciti a raddrizzarla. Però sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato buona personalità, quella che ci contraddistingue da diversi anni, e sono convinto che anche quest'anno lo faranno. Sì, beh, voi avete avuto due belle palle che hanno mancato di poco lo spicco della porta, che hanno fatto un po' mettere in pressione gli avversari, almeno sugli spalti, insomma, si è visto molto vicino. Le prospettive per il campionato, perché oggi comunque è una giornata molto calda e forse falsa un po' quello che è il rendimento dei giocatori. Da un punto di vista fisico in prospettiva la vede bene? Io credo che questa era la prima uscita vera, abbiamo fatto solo un paio di amichevoli finora, credo che può solo salire la condizione. In prospettiva io credo che noi siamo una società dove questa categoria lotteremo fino all'ultima giornata per cercare di tenerla, abbiamo ancora un'altra partita di Coppa, un'altra amichevole per trovare della condizione, sono convinto che quando partiremo all'11 diremo la nostra. Bene, grazie mister. Grazie.